Intimidazioni, minacce, anche con l'uso di pistole da soft air che sembravano vere. Non una banda di delinquenti di lunga data, ma tre giovanissimi dell'Opitergino, uno addirittura minorenne, che per gestire la rete di spaccio di marijuana e chetamina, destinate prevalentemente a coetanei della zona, usavano metodi a dir poco spicci. Lo scopo dell'intimidazione era proprio quello di rientrare di crediti che loro vantavano verso questi giovani che erano appunto a loro volta consumatori e che acquistavano materiale stupefacente dai tre soggetti. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso e quelli del commissariato di Conegliano sono riusciti a risalire ai tre ragazzi, tutti incensurati, denunciandoli a piede libero. Si tratta di un operaio di 24 anni di San Polo di Piave, uno studente di 19 di Fontanelle e un altro studente appena 17enne di Oderzo, tutti italiani. Sequestrati 800 grammi di marijuana, poco più di un grammo di chetamina, due pistole ad aria compressa, bilancini di precisione, cellulari e materiale per il confezionamento dello stupefacente. A sorprendere la cifra in contanti nelle mani dei tre, ben 10.165 euro. Che fanno presumere una fiorente attività di spaccio da parte di tutti e tre e gli sforzi dei nostri investigatori in questo momento coordinati dalla Procura della Repubblica sono appunto diretti a scandagliare e portare alla luce ulteriori elementi che hanno connotato questa batteria di giovani spacciatori.